Bene, benvenuti e benvenute a tutti e tutte. Siamo qua in diretta tra l'Argentina e l'Italia, più precisamente il Veneto e Padova con Walter Basso. Questa sarà la presentazione del suo ultimo libro. Ciao Walter. Ciao, buonasera a Eh, tutti voi, grazie. buonasera. Buonasera qua, Bene, tardi qua. buon pomeriggio qua. Ok, Bene, questo webinar è stato organizzato un po' ovviamente ricordando la giornata di ieri, che è la giornata internazionale del sacrificio, non mi viene tutto adesso il nome, ma del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, esatto. più precisamente per la tragedia delle Marcinelle, della cui ci parlerà molto bene Sì, Walter, perché è anche non vissuto se in me Belgio. vede? Sì, E sì, sì. quindi, bene, presenteremo il libro Gli angeli dai musi neri, poi ci spiegherà anche lui perché questo titolo. Io do la parola adesso a Maricel Bertolo. Questa iniziativa è stata promossa dall'Associazione Veneta di Rosario, anche dalla famiglia marchigiana, e ci spiegherà anche Walter perché i marchigiani nel mondo sono coinvolti tanto così in questa faccenda. E dal programma Donne Venete che coordina Maricel Bertolo presso la nostra associazione. Ci sono i sottotitoli automatici e speriamo che funzionino, è una nuova funzione di Zoom. È sempre complicato fare questi incontri bilingui perché alcuni parlano l'italiano, altri lo spagnolo, ma penso che riusciremo a farlo molto bene. Maricel appunto parlerà in spagnolo, presenterà Walter e una piccola recensione del suo libro e poi ne parleremo specificamente del libro e vedremo alcune immagini molto anche commoventi che ci sono all'interno del libro. Bene, Maricel, a te la parola. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy contenta de celebrar esta actividad y la posibilidad de intercambiar experiencias sobre trayectorias femeninas en relación a procesos migratorios. Uno de los temas centrales de nuestro programa Donne Venete. En esta oportunidad, como decía Mauro, conmemoraremos el 8 de agosto, Día Nacional del Sacrificio del Trabajo Italiano en el Mundo, y me pareció interesante antes de hacer la presentación, prima da fare la presentazione formale di Walter Basso, parlare su algunos fragmentos de una cita de Carlo Toniato, en donde hace referencia al libro de Walter Basso. Carlo Toniato dice, es un largo y largo proceso de adaptación el que enfrentan las esposas de los mineros en su odisea sin retorno. Y es extraordinario cómo lo afrontan como protagonistas, haciéndose cargo de todos los aspectos de la vida familiar, educativos, económicos e incluso sentimentales. Bueno, y ahí dejo algunos párrafos en el medio para cerrar esta cita. Finalmente, se incluye un análisis de los estilos de vida de las mujeres italianas y belgas, sin duda diferentes, pero unidas por un destino común de hermandad que con los años se consolida y se convierte en el símbolo más evidente de la integración de nuestras compatriotas. Y me pareció que era importante rescatar este párrafo, este escrito, porque de alguna manera esta cita arroja luz sobre el libro y especialmente sobre el rol activo de las mujeres y protagónicos de las esposas de los mineros en los procesos migratorios, y en la construcción de redes, de lazos, de integración social y de resistencia. Me parece que esto de alguna manera, esta muy breve síntesis da cuenta de eso, bueno, y que para nosotros en nuestro programa Donne Venite es un tema central, i processi migratori, la partecipazione delle donne, e pensiamo alle donne in un ruolo protagónico. Y me parece que este libro también da cuenta de esas experiencias. Y ahora sí paso a presentar formalmente a Walter Basso. Nació en Campo San Piero
en 1951 y vivió, parte de su infancia en Bélgica. Es autor de obras que narran la vida de los inmigrantes italianos en las minas belgas, como Carne da Miniera y Fino al último respiro. Ha trabajado en la preservación del dialecto véneto, publicando diccionarios como el Diccionario Italiano Veneto y el nuevo Diccionario Veneto-Italiano Etimológico. Dirige la Casa Editrices Cantabacchi, un centro de cultura veneta. También ha llevado sus textos al teatro con lecturas interpretativas y espectáculos que dan vida de sus relatos sobre migración, identidad y resistencia. Bueno, más que orgullosos de tenerlo con nosotros, Walter Basso, así que voy a pedir un pequeño aplauso para usted porque la verdad que es un gran honor contar con usted. Bravo. Bene. Niente più. Grazie di tutte queste belle parole, tanto grazie. Ho capito un pochino perché non capisco bene. Ma poi si possono attivare i sottotitoli, adesso comunque ha comunque già finito. già ci siamo conosciuti con la professoressa già dall'altra volta e so che è una persona molto sensibile, tra l'altro lei deriva dal mio paese natio, perché io sono nato a Campo San Piero, sono andato in Belgio quando avevo 8-9 mesi, sono rimasto là fino ai 6 anni e poi sono tornato in Italia a casa con i miei 1-2 settimane prima di Marcinelle. Mio zio, però il fratello di mia mamma, è rimasto e poi è morto sepolto vivo 7 mesi dopo in un altro incidente singolo, anzi in 2, con un ragazzo tedesco, che era l'ultimo giorno. Io ho deciso di raccontare queste storie perché mi sono accorto di non aver mai ringraziato bene mio padre quando era in vita per i sacrifici che aveva fatto per la sua famiglia. Quando è mancato l'ho visto più come padre che prima lo vedevo come una persona della famiglia e mi sono reso conto, ho detto no, devo fare qualcosa per ricordarli. Da lì è nata questa mia storia che ha coinvolto 4 libri, mi ha fatto produrre 4 libri. L'ultimo, proprio quello dedicato, dopo 3 dedicati ai minatori, mi sono anche chiesto, ma non è il caso finalmente di ricordare anche le donne dei nostri minatori? Perché i maschi sì, hanno sofferto, hanno lottato, ma le donne? E poi pensando, le donne hanno sofferto non solo quelle che sono andate in giro per l'Europa, in quella che è stata l'emigrazione temporanea, ma ho provato a pensare anche alle donne che sono andate in quella definitiva, come i casi delle vostre progenitrici. Partire negli anni 20, 30, quello che è, e finire in un stato lontanissimo, con un'altra cultura, forse era uguale anche per le donne in Belgio, perché non sapevano la lingua, né l'una né le altre. Il giorno dopo erano mute dopo l'arrivo, perché non potevano parlare, non riuscivano a capire, dovevano imparare in fretta e in realtà poi ci voleva del tempo, quindi hanno sofferto, mentre le vostre nonne, le vostre bisnonne, le vostre mamme, non lo so, hanno dovuto abituarsi per sempre per cambiare la vita e hanno avuto le donne, sia le italiane che tutte le altre che conosco, perché ho visto delle vostre foto di quella vostra associazione, hanno avuto il grande valore di riuscire a mantenere e a trasmettere ai figli e ai nipoti, seconda e terza generazione, i valori dell'Italia. L'Italia è a tappeto oggi, diciamo, per tante cose, però per voi che siete stati via e per quelli che sono stati in Belgio, ricordare le feste, le tradizioni, la lingua, trasmettere ai figli e ai nipoti, quello è stato un grande atto. Quindi le donne meriterebbero veramente un monumento più grande. Dico solo una cosa, poi vi lascio parlare. In Belgio io sono stato in Limburgo. Bene, ho presentato il libro anche in una chiesa. Dall'altare, dietro di me, sull'altare, non c'era il solito come noi qui, crocifisso, Gesù bambino, queste cose. Da un lato c'era una donna con una bambina e un bambino piccolo e dall'altro c'era un minatore. La Sacra Famiglia era formata da un minatore e da una famiglia. Questo era importante anche per l'Italia che non ricorda, ricordare che le persone che sono andate via l'Italia come voi, loro la patria non è stata una madre,
non è stata una brava madre, siete bravi voi che mantenete ancora vivi tutti i ricordi, mantenete vivi le usanze. Questo è stato poi il scopo anche del mio libro. Naturalmente per il Belgio ho dovuto fare molte ricerche, capire, anche per capire come era la situazione in Italia da noi negli anni anche 40. Guardate che Mussolini aveva fatto fare un libricino per le famiglie dove era scritto chiaramente che le donne sono meno intelligenti del maschio istituzionalmente. Quindi dovete capire che situazione c'era noi qua quando i vostri progenitori, i vostri parenti che sono partiti per andare via. Questo è un po' il senso del mio libro, indicativo. Ok? Bene. Aspetto le O- domande. Bene, no, pueden activar los subtítulos para leer en español. Yo estoy viendo que funcionan bastante bien. O sea, obviamente no perfecto, pero abajo, a la derecha, que dice CC, ahí si ponen activan los subtítulos y se traduce en español. Para Non los ho que... capito. Scusa, No, scusa. sto dicendo che ci sono i sottotitoli automatici per quelli che Ah, bene. non capiscono l'italiano. Ah, Ok, allora io ho il libro qua, io ho incontrato, ho conosciuto Walter a marzo, proprio a Padova, sì? e in realtà per me è stato molto anche, diciamo, emozionante perché mi ricordavo i libri di Walter Basso, che io ti ho inviato appunto una foto degli almanacchi, l'almanacco dell'Oca, che c'erano a casa di mio padre, e quindi c'è anche la rivista Quattro Ciacque, che qua arrivava, che era a casa di mia nonna e mio padre, dove tu anche hai scritto, e quindi era un personaggio veneto che conoscevamo, ma che a marzo, almeno io l'ho conosciuto di persona, e è lì che ha cominciato questa relazione, questa amicizia, anche ovviamente con la nostra Associazione Veneta di Rosario. Ebbene, abbiamo qua questo libro che è il tuo ultimo libro. Io praticamente l'ho finito, mi mancano solo alcuni capitoli. Ehm, Secondo me è un libro molto, o sea, un po' biografico, autobiografico ovviamente, Anche, sì. ma che il tuo testimonio serve per raccontare tantissime storie di altre famiglie, quindi è un libro generoso nel senso che non solo hai raccontato la storia della tua famiglia, ma che hai approfittato a dare voce, diciamo, a tantissime famiglie che altrimenti anche tu fai una critica, come hai detto prima, alle istituzioni italiane che hanno dimenticato gli emigrati, e quindi tu hai dato voce a quelli che altrimenti senza questo libro le loro storie non sarebbero state mai conosciute. E questa è una cosa molto importante, penso. Grazie. Ehm, Sì, allora, dimmi, dimmi. no, 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 sì, questa è una cosa che mi è sembrato molto importante del libro. Poi Certo. ovviamente c'è una storia familiare, personale, che racconterai sicuramente, e poi c'è tutta una, diciamo, un'analisi socio-storico e politico molto importante perché noi, per esempio, non conoscevamo questa storia. O sea, sì, ovviamente ogni anno qua si commemora Marcinelle, ma per esempio qua in Argentina tu vedi tutti i siti istituzionali, le ambasciate, i consolati vari dell'Argentina italiani, alcune associazioni che ricordano Marcinelle, ma nessuno sa che cosa è stato Marcinelle perché magari No, mettono una foto, dicono sì, l'8 agosto, la giornata del sacrificio italiano nel mondo, ma poi nessuno si ricorda la vera storia e anche per trarre questa storia al presente. E quali sono le condizioni di lavoro oggi in Italia, nel mondo, la condizione degli italiani nel mondo, e quindi diciamo che questo incontro è stato anche fatto per questo, per portare no, alla luce come sono oggi le condizioni anche degli italiani immigrati e per esempio tantissimi italiani che emigrano oggi, giovani che emigrano oggi. Quando uno va in Italia adesso vede che il principale problema dell'Italia sono i giovani che fuggono praticamente dell'Italia, e sono italiani, non sì. sono i sudamericani di origine italiana che vogliono.
andare a lavorare in Italia. E quindi, bene, io ti ringrazio, ti ringraziamo. No, sono Se io che vuoi, ringrazio cominciamo voi. a vedere un po' le foto, perché infatti così anche si capisce il processo storico e politico, come sono andati a finire Ok, gli italiani in Belgio. Noi conosciamo bene la storia degli italiani in Sud America, in Argentina, in Brasile, ovviamente perché siamo parte di questa storia, ma certo, ma gli italiani sono andati anche in Australia, in altri in paesi Canada, dell'Europa. dappertutto. Gli italiani Bene, sono dappertutto. se vuoi, non so se vedete questa foto già. Eccola qua, questa foto, due parole soltanto. Bene, Questo dai. nel 45, appena finita la guerra, il governo belga voleva incentivare il lavoro nelle miniere, aveva bisogno di produrre 30 milioni di tonnellate all'anno, era il budget, l'obiettivo. Allora aveva pensato di paragonare chi andava a lavorare in miniera ai soldati, quindi dare il senso di eroico, mestiere di minatore, mestiere d'onore per vincere la battaglia del carbone. Purtroppo i belgi erano risposti in pochi. Perché? Perché sapevano che si rischiava la vita, sapevano che le miniere erano abbandonate a se stesse, che c'era molto gas, erano le peggiori d'Europa. Quindi hanno risposto in pochi. Allora hanno detto rivolgiamoci all'Italia. L'Italia e a molte altre nazioni, però l'Italia è stata la prima che ha fatto un contratto, protocollo italo-belga, nel 23 giugno 46, dove si impegnava a mandare 50.000 uomini, 2.000 alla settimana, giovani, prima 18 anni minimo, 35, poi sono arrivati a 40, sani, robusti, perfetti, non comunisti, non fascisti, possibilmente, e magari, se è possibile, raccomandati o dal parroco o dal sindaco. Ecco, per fare questo andiamo alla seconda foto. Il governo si è subito impegnato, eccolo qua, hanno fatto questo manifesto famosissimo, si chiama Manifesto Rosa, e hanno riempito questo manifesto di bugie, hanno riempito di bugie di cose che non si capivano. Per esempio, lavoro sotterraneo. Sotterraneo non vuol dire niente a gente come mio padre e a molti altri italiani che erano semi-analfabeti. Cosa vuol dire lavoro sotterraneo? Sotterraneo, ma non 1370 metri al massimo, non 1000 metri, non 1200 come lavorava mio padre. Poi hanno messo i salari molto alti, effettivamente erano più alti di qui in Italia, però non hanno scritto che ero a cottimo, che se ci proprio andava una paga base adesso bisognava produrre. Poi hanno scritto tutti i vantaggi, carbone gratuito, tutto quanto, viaggio contemporaneo, alloggi dignitosi, poi vi faccio vedere ogni titolo. Praticamente questo fatto dal governo, consigliato da De Gasperi, che ha detto imparate le lingue e andate a lavorare all'estero. Quindi c'era la spinta del governo, vai pure avanti, così facciamo anche veloce. Questo era il paesaggio dove ho abitato io, però questo era la fine dell'Ottocento, Charleroi, il peggiore bacino carbonifero del Belgio, più pericoloso. Questa è una ragazza che tra l'altro lavorava in miniera, in questo veniva chiamato il Pays Noir, il paese nero, perché era completamente sempre offuscato dalla polvere di carbone e fumo. Questa non esiste una foto di queste, esiste solo i disegni. Fine 800 le donne nelle miniere, non quelle italiane, Belgio, Germania, facevano questo, trainavano i carrelli come le bestie, non potevano mettersi i pantaloni perché non erano ammessi, dovevano farlo con le gonne e dovevano trainare carrelli sui 200 kg di peso anche in pendii in salita. Delle volte avevano dei ragazzini che li spingevano, che li aiutavano. E pure avanti. Qui invece siamo in Italia, in Sardegna, scusa. Ecco, qui siamo in Sardegna. In Sardegna le donne, sempre con le gonne, dovevano solo fare la cernita del carbone in superficie. Anche queste però rischiavano la silicosi perché respiravano polvere continua del carbone che arrivava su. E le paghe erano sempre più basse di quelle dei maschi, sempre. Non erano mai pari a quelle dei maschi, molto diminuite. Vai pure avanti. Questa è la situazione della miseria in Belgio negli anni 40 nelle campagne. È chiaro che nelle città la borghesia stava bene, però nelle campagne, nelle montagne, nelle colline, questa era la situazione. Questa era una casa con 4-5 figli, perché tra l'altro Mussolini voleva tanti figli, perché
premiava le donne che ne avevano più di 18. E questo è un esempio. Gli alloggi dignitosi, eccoli qua. Questa è una donna veneta, che non lo so se era già successo qua o no, che comunque è morto il marito in miniera. Questa era una baracca dei campi di prigionia. Gli italiani, l'alloggio dignitoso appena arrivati in Belgio era questo, oppure addirittura queste erano baracche dove mettevano i soldati prigionieri, oppure quella dopo, vi faccio vedere ancora peggio. Ecco, questi sono i falanstieri. Praticamente erano dove tenevano le armi i belgi durante la guerra. Erano in lamiera, ondulata sopra, e in cemento per terra, quindi caldissimi d'estate e freddissimi d'inverno. Qua vivevano le famiglie vivevano qua. Quella che vedete dietro, per darvi un'idea, era una collinetta fatta con gli scarti del carbone, alte anche 200-300 metri. Quindi quelli facevano fumo e polvere continua. Le donne per lavare la roba dovevano scegliere i momenti, perché sennò si sporcavano di più. Vivevano qua dentro. Per molti anni hanno vissuto qua dentro. Andiamo avanti. Mentre questa è una baracca per i single. I primi single, come anche mio padre, finivano in una baracca così. L'acqua corrente non c'era, dovevamo prenderla fuori, il gabinetto era centrale in questi, perché queste erano baracche per i campi di concentramento. Poi qualcuno, la maggior parte più avanti, andavano in una specie di pensioni, si chiamavano cantine belghe, dove pagavano un affitto, gli davano da mangiare, però dovevano lavarsi la roba. Queste erano le condizioni in cui interdetto ai cani e agli italiani. Bisogna specificare bene però. Non tutto il popolo belga era razzista, non bisogna fare sparate come succede molte volte, che oh, tutti i razzisti ci hanno maltrattato. No, non è così. I razzisti erano vicino alle miniere, erano i minatori belgi, nel senso che dicevano siete venuti a rubarci il lavoro, come dici adesso in Italia con quelli che arrivano qua, quelli in regola, non parlo di quelli che vengono qua per rubare. E quindi mettevano nei bar, nei locali, mettevano questo cartello. Solo in Vallonia, nel Limburgo non c'è mai stato, quindi forme di razzismo molto localizzate, ecco, non adatte a tutto il popolo belga, perché non è giusto insultare un popolo intero, mai fare le generalizzazioni. Vai pure avanti. Questa è una miniera, tanto per farvi capire, voi là mai le avrete viste, qui scendevano gli uomini, qui scendevano i materiali, scendevano così, scendevano a 35 km all'ora, divisi per le varie quote, si fermavano 500, 800, 1000, dipende. Andavano giù, quando arrivavano i nostri, nessuno gli spiegava cosa dovevano fare, nessuno, fino agli anni 52-53. Quindi molti che andavano giù si terrorizzavano, se la facevano addosso, svenivano, quelli che erano mai claustrofobici e loro non si sapeva, svenivano, e quando tornavano su dicevano mi dispiace, non è lavoro per me, non ce la faccio, mi licenzio, ok? Se non vuoi stare qua, però ne paghi le conseguenze, sarebbe vai in galera. Come in galera? Guarda che tu a Milano hai firmato un contratto per un anno, e quindi neanche lo sapevano, non sapevano neanche dove andavano, li hanno fatti firmare, e quindi vai in galera. Quando abbiamo raggiunto 7, 800, 1000 persone da rimandare in Italia col carico di 2000 che arriva, ti rispediamo indietro. Però molte volte andava l'ambasciatore, li riuniva e gli diceva voi avete tradito la vostra patria. Quindi i poverini venivano anche insultati, tornavano in Italia e invece non ci mettevano più il piede. Questo era l'ascensore. Pensate che quando scendeva appesa una piattina di acciaio così, quando arrivava nel fondo, mi diceva mio padre 1200, questo faceva come lo yo-yo, perché si allungava e saltellava, per dire cosa provavano questi che andavano giù. Vediamo cosa c'è dopo. La povertà. È vero che davano, ogni famiglia davano un tot di carbone all'anno gratuito, però non sempre bastava. Allora le donne per risparmiare, oppure per vendere una parte del carbone che gli davano in modo da prendere dei soldini che servivano, andavano sui terril, su queste collinette, a frugare in mezzo per raccogliere i pezzetti di carbone con secchi o con quello che era, e lo portavano a casa, però era molto pericoloso, potevano farsi male,
però era proibito, però ci andavano perché c'era bisogno di dare una mano in famiglia. Questo facevano le donne belle, italiane. Marcinelle, le miniere di Marcinelle erano le peggiori, quelle più ricche di Grisù. Quando c'era Grisù non si poteva mettere la locomotiva che portava, perché sotto era come una città, un formicaio, non è che arrivava il tunnel giù e là lavoravano, no, dovevano camminare o andare in bicicletta anche o col trenino anche 2-3 chilometri, dove non c'era possibilità di mettere il trenino perché con una scintilla scoppiava tutto, andavano con i cavalli. I cavalli li compravano in Olanda perché erano piccoli e tozzi e molto robusti e restavano giù quasi sempre, tornavano su una volta all'anno, diventavano ciechi. I minatori erano affezionatissimi al cavallo che usavano, li volevano bene come fosse stato uno di famiglia e i cavalli restavano giù tutto l'anno e alcuni ingegneri, ho intervistato persone dal vivo, sono andato in Belgio per sentire queste persone italiane che lo dicevano, alcuni, non tutti, dicevano piuttosto che muoia un cavallo è molto meglio che muoia un italiano, perché l'italiano c'è fuori che aspetta di poter lavorare e lo paghi come vuoi perché aveva fatto con un cartello per cui si organizzavano, e il cavallo bisognava comprarlo e costava soldini e non rendeva niente, sul senso che non è produttivo, nel senso perché gli italiani venivano mandati tutti nel posto più pericoloso, nel fondo a scavare il carbone col martello pneumatico, è il posto dove si moriva, non si moriva negli altri posti, nelle miniere, si moriva lì, perché si andava dentro, poi vedrete. Vai avanti pure, così facciamo anche... Perché li chiamavano musi neri? Gueule noire, musi neri. Perché dicevano che dopo 10 minuti, mezz'ora che erano giù, neanche la mamma li riconosceva. Era buio, li riconosceva solo dalla voce, perché erano tutti neri. Sugli occhi molti si mettevano della margherina in modo che la polvere non attaccasse. Poi quando uscivano si pulivano, però sapete che ogni ferita che si facevano, anche piccola, tutto quanto, restava per sempre, erano tatuaggi originali perché il polvere di carbone andava dentro e non spariva più. Quindi avevano anche mio padre aveva tatuaggi nella schiena, più di uno. Questi sono anche allegri, sul senso che avevano preso un poco spirito, ma... Ecco, vediamo un'altra. Un ragazzo, allora, fino alla fine dell'Ottocento potevano scendere dai 12 anni in poi, ragazzi e anche ragazze. Dopo il 40 circa, solo dai 14 anni in su. Però i figli degli italiani, quando compivano 14 anni, o studiavano oppure erano obbligati a scendere in miniera e non a lavorare in superficie nei posti migliori, Usur si chiamava, Ufond, nel fondo. Io ho conosciuto, è ancora vivente, forse il più giovane che è andato nella miniera, a 13 anni e 8 mesi. Ha imbrogliato e ha sempre lavorato a quota meno 500 sottoterra. Ecco, questo era un ragazzo. Vedete l'uomo, quello dentro il tunnel, lo vedete bene questo, signore? Questo. Queste erano le condizioni di lavoro. Questa era una vena di carbone, si chiamava vena di carbone. I ingegneri dicevano, quando passa la lampada, passa anche il minatore. Prima doveva armare, facendoci i pezzi di legno lui, questi, puntelli. Poi lui entrava e doveva lavorare 8 ore in queste condizioni. Se veniva giù, andava fuori, perdeva tempo e perdeva un po' di cottimo. Allora cosa facevano? Molti mangiavano direttamente qua, da soli, si portavano le cose in tasca e addirittura qualcuno se la faceva addosso, di grosso e di piccolo, e le teneva per 8 ore, come le bestie. Degli italiani, poi, per guadagnare di più, chiedevano di fare anche il doppio turno, quindi 16 ore in un giorno. Poi non potevano scendere 2 fratelli insieme, sono scesi, anche a Marcinelle, sono scesi 2 fratelli, sono morti tutti e 2. Questa fanno vedere una galleria come si spostava, perché prendevano la silicosi. Questa era una situazione di lavoro per allargare, per andare avanti con i lavori sulle gallerie. Questa era la polvere che respiravano. Qui non ci sono solo un uomo, vedete questo,
ma ce ne sono anche qua, ce ne sono uno qua sopra, ma mica si vedono. Avevano una mascherina di carta, siccome c'erano temperature anche di 40-45 gradi, poi un po' la buttavano via, e certi si mettevano una pezza bagnata con la pipì davanti alla bocca per filtrare, ma dove poi la toglievano, e certi lavoravano senza, e quindi prendevano. Poi gli italiani non erano preparati, non sapevano niente, sono quelli che hanno provocato che più incidenti, perché non erano preparati al lavoro, non sapevano come fare. Questo è il caso della silicosi. Questo è un silicotico, il più giovane silicotico della Gran Bretagna, è andato in pensione a 16 anni. 16 anni. Io ho conosciuto familiari di morti da silicosi a 25, 30, 40 anni, 50 anni. Mio papà ha vissuto fino a 75 perché si è molto riguardato, però gli ultimi anni sono stati quelli terribili. Un suo compagno, pochi giorni prima di mio padre, che veniva sempre a trovarci molti anni indietro, si è suicidato a Bruxelles, dall'ospedale di Bruxelles, dal 7° piano, si è buttato sulla tromba delle scale per non morire soffocato, perché quella era la morte finale. Mio padre è stato graziato che si è fermato il cuore. Queste sono le cose. Le donne dovevano fare che le infermiere. Non dovevano solo badare alla casa, badare ai figli, dovevano anche lavare il marito, il figlio quando tornava a casa, perché nonostante si lavasse, ci fossero le docce per lavarsi, non riuscivano a lavarsi bene dappertutto. Quando tornavano a casa dovevano fare un altro lavaggio e dovevano farsi aiutare sulla schiena dalle donne. Vai pure. Dopo il 53, siccome l'Italia aveva cominciato un po' a brontolare, perché 50 anzi, un po' a brontolare perché vivevano in condizioni pietose gli italiani, hanno avuto una bella pensata in Belgio. Li facciamo delle casette, facciamo le città operaie vicino alle miniere. Allora cosa succede? Possono portarsi la famiglia, che li portavano che già da prima la famiglia se la portano là, sono più contenti, sentono meno la nostalgia dell'Italia, gli diamo anche un orto e un giardinetto, che allora loro si coltivano o anche animali, polli, conigli che non conoscevano, e anche per esempio qualcuno ha tenuto anche il maiale, ci faceva la baracchetta, così hanno detto facciamo contenti loro e facciamo contenti noi, perché allora hanno la verdura in casa, hanno la carne, si rinforzano e poi spendono meno e noi rompono meno le balle per avere gli aumenti e fanno meno scioperi. E infatti abbiamo fatto così. Ecco, qualcuno vuole fare domande finora? Se no andiamo avanti, non c'è problema. Qualche curiosità? Vi dico di mio zio come è morto. Mio zio ha avuto la sfortuna, mia nonna, sua mamma, non voleva che sposassi una belga, perché la mentalità dell'epoca qui in Italia erano che le donne belghe erano tutte donne leggere, non diciamo parolacce, non diciamo parolacce. Perché? Perché le donne belghe erano molto più aperte dal punto di vista, sia dal punto, di tutti i punti di vista, per la donna belga poteva fumare per la strada tranquillamente, dentro i bar, poteva frequentare i bar, non come qui da noi che per carità poteva andare dove voleva, poteva gestire un bar, poteva gestire locali, non c'era nessun problema da ballo, però erano anche aperte dal punto di vista sessuale. Quando un uomo piaceva non si facevano scrupoli. Gli uomini non è che erano molto attenti a questo, perché anche erano molto trascurati. Pensate che negli anni 40 non avevano neanche le mutande le donne, e in più le uniche scarpe che conoscevano erano gli zoccoli olandesi, quindi le donne erano un po' trascurate, diciamo. Gli italiani andavano in giro la sera eleganti, tu mi dicevi che erano musineri, eleganti, vestito doppio petto, camicia, cravatta, scarpe lucide, mocassini, le donne vestite bene, si facevano gli abiti loro in casa, trovato, quindi le donne le andavano dentro. Mia nonna non voleva, si è decisa ad andare solo quando ha saputo che la moglie era incinta, che era in 3-4 mesi. Allora è andata e cosa è successo? Che era partita proprio i giorni di Marcinelle, neanche a farlo apposta. Quindi quando è arrivata, mio zio lavorava a 10 km da Marcinelle, gli ha detto o non lavori più in miniera o non ti riconosco più come figlio, ora stai diventando padre. E lui ha detto di sì, perché ha detto ho paura, non mi sento neanche io più di stare qua,
in miniera, dopo 5 anni si poteva cambiare lavoro, non prima. Ma cosa è successo? È successo che lui, senza dire niente a nessuno, dopo un po' di tempo, tra noi tranquilli a casa, con mia nonna in casa, è arrivato un telegramma, ho scritto Lindo morto, funerali lunedì ore 10. Cosa è successo? Cosa è successo? Abbiamo saputo poi che per guadagnare di più col dato che nasceva un figlio a pochi mesi di distanza, è tornato in miniera, è stato sepolto vivo il 1° febbraio 1957, lui e un tedesco giovane come lui, che era l'ultimo giorno di lavoro in miniera. 7 italiani si sono salvati. Questa è stata... Il bello è che mio nonno si chiamava Olindo, è morto a 33 anni, è nato mio zio 3 mesi dopo, gli hanno messo il nome Olindo. Mio zio è morto a 33 anni, con la moglie incinta, suo figlio terzo Olindo è nato 3 mesi dopo. L'ultimo Olindo però è morto a 59 anni. Questo si chiamavano coron, le casette, coron. Ogni casetta, tutte uguali, erano poi avanti. Aspetta che sto avendo alcuni problemi. Ok. Questo cerchiato è mio papà, che accompagnava un suo compagno italiano morto. Come potete vedere, dietro ci sono i parenti, veniva accompagnato dai minatori compagni con le lampe di mano spente, perché quando moriva un minatore si diceva si è spenta una lampada. Non andava nessuno della miniera, non andava nessuno, passava nel silenzio generale. Questo mio papà, appunto, io ero nato da poco, accompagnava uno. Se riesci ad andare avanti, ho fatto questa sequenza per farvi capire il circolo della morte. Questo che vedete qua, questo qui, è mio zio Lindo, che accompagnava un suo compagno morto, italiano, anche lui un funerale. Come vedete le lampade spente. Questo è mio papà che accompagna mio zio in cimitero. Si vede? Sì, sì. Questa era come commentava in Italia la stampa. Trafiletto. Un Veneto, niente, ma io l'ho ingrandito, come ho ingrandito questo, 7 minatori italiani uccisi dal Grisù, 7 in un giorno solo, 7 in un giorno. Chi ricorda questi? Ok, Marcinelli, come avete detto, tutti ricordano, tutto il mondo, perché sono state coinvolte 12 nazioni. Noi italiani siamo stati in testa, con 136 morti, noi siamo stati in testa. E loro ogni anno c'è, ma è uno schifo, lasciatelo dire a me che lo so, è uno schifo, perché uno va in Belgio, le volte non va neanche, a vuole occasione dove è successo, deposita una corona, 4 parole messe là e tornano. I sindaci parlano, i responsabili, 2 parole e basta. E tutti questi, che sono molti altri 1000, e quelli come mio padre, circa 40.000 morti, si ricorda, chi li ricorda? Per quello dico che l'Italia è stata una matrigna con me, ma anche con voi, se ci pensate bene, Questo è Marcinelle, foto strafamosa, la gente che si accumula davanti, il fumo che esce. Io ho scritto un racconto dove dico che questo fumo che esce è come quello dei forni di Auschwitz. Qua vanno su le anime di 100 persone, bruciate, carbonizzate, annegate. Questo adesso c'è un museo, ma dentro il museo hanno fatto quel ristorante. Ditemi voi se ha un senso. E volevano fare una sala da ballo, è intervenuta un'associazione importante italiana che è riuscita a fare questa roba qua. Vabbè. Il mio libro non l'hanno voluto tenere il primo perché vado un po' contro questa roba qua e mi hanno detto che tengono libri. Questo è un giornale della stampa proprio quei giorni, 254 minatori italiani in Belgio sepolti vivi nella miniera carbone di Charleroi. Appunto. Qui, quando è stato il funerale, è andato solo il ministro Vigorelli, il ministro uno, non è andato il Presidente della Repubblica, non è andato l'ambasciatore, non è andato il console, non è andato nessuno.
Questo è uno dei primi giorni. Hanno trovato cadaveri. L'ultimo estratto è stato estratto, la polvere o non so cosa, l'anno dopo in dicembre, da agosto del 56 verso la fine del 57. Vai pure avanti. Questi sono i soccorritori che hanno lavorato anche più di un giorno. 2 sono stati premiati, 2 veneti da Vicenza, da Baldovino, con l'onorificenza più grande, perché hanno lavorato ininterrottamente per non so quanti giorni, hanno salvato 13 persone, le uniche che si sono salvate. Non avevano neanche tanti mezzi. Ecco, una signora, una donna che domanda informazioni a un soccorritore che è appena risalito. Qua si trattava, per le donne era una lotteria. O hai un biglietto che tuo marito è vivo o hai un biglietto che tuo marito è morto. Questa non occorrono parole. Questo è uno dei tanti funerali, non il funerale, per cui non ci sono 262 bare. La catastrofe che ha sconvolto tutto il mondo, anche perché è stata la prima con la televisione del Belgio tutti i giorni. Questa è stata... Il mio omaggio alle donne continua con questa foto che per me è bellissima, è la foto più bella che io abbia visto nei giornali dell'epoca, avevo comprato i giornali dell'epoca. Questa è una vedova giovanissima, perché la vedova più giovane era abruzzese, aveva 18 anni, non credo fosse questa. Comunque questa era incinta quando è morto suo marito, questa bambina che sembra una bambola rotta, sembra messa là apposta, invece la bambina di sua sorella, che credo fosse morto il marito anche a lei. Questa è la foto che, se l'avessi vista prima, la mettevo sul mio libro, una copertina. Ecco, sempre un esempio per ricordare le donne. Questa, una mamma, come è stata mia nonna, non so se è una figlia, la sorella o la moglie. 400 orfani ha provocato Marcinelle. E le vedove italiane, ecco, fermo un attimo, qui non sono mai finito. Le vedove italiane, naturalmente, hanno fatto ricorso per avere un rimborso e un'assicurazione. Sapete cosa gli hanno rimborsato? Ho il contratto, io ho proprio la lettera all'avvocato. Gli hanno rimborsato i vestiti che avevano indosso il giorno che sono morti dentro la miniera. Quelli che sono morti dentro la miniera. E, per dire, l'unico condannato, perché nessuno in Italia, quasi nessuno, ha avuto il coraggio prima di me di scrivere strage. E sapete perché? Perché quando scrivi catastrofe, disgrazia, tragedia, non è colpa di nessuno, è la natura cattiva, non è la natura. Quando invece è per incuria, per abbandonare le persone al proprio destino senza fare nulla, quella è strage. E io ho scritto sempre strage, ho spiegato perché continuo a scrivere strage, anche se nessuno mi dà letto, non importa. Questo che vedete qui è un signore ancora vivo che si era sposato giovanissimo a Pesaro. Doveva riprendere a lavorare l'8 agosto. Lui se ne è fregato per un giorno e basta, mi metteranno la multa. L'8 agosto parto da Milano e arrivo per il 9. Lui aveva quel turno, era di turno quel mattino e si è salvato. Da allora lui, ogni volta che c'è un gruppo italiano, roba del genere, o qualcuno anche singolo, lui si veste da minatore, si mette tutto quanto, la lampada accesa, ti accompagna dentro e ti spiega tutto. E lui quando si entra c'è una stanzetta dove ci sono tutti i nomi, le foto, e c'è una voce femminile bellissima che recita come fosse un rosario, tutti i nomi uno per uno, data di nascita, data di morte e località. Lui quando entra là fa le lacrime ogni volta. Questo. Per dire, perché nelle miniere c'era tanta solidarietà, non c'erano bianchi, neri, rossi e gialli o cinesi. Vedi l'ultima, perché l'ultima è l'omaggio più grande alle donne che io ho fatto. Vedete questa signora qua? Questa signora non ha avuto il marito morto a Marcinelle,
ma nella disgrazia più grande dove sono morti più minatori italiani, a Monongah, in America. Nel 1907 c'è stato un incidente, sempre miniera di carbone, si parla circa di 1 migliaio di morti, però non si sa, perché non tutti erano in regola, qualcuno si portava il bambino, il fratello ad aiutarlo, quindi non si sa, però parla in generale che siano morti quasi 500 italiani. Suo marito, lei aveva 4 figli, suo marito è rimasto disperso, mai trovato, come succedeva anche in Belgio, comunque molte volte, mai trovato. Lei per 29 anni, ogni giorno, partiva con un sacco o una carriola, dipende, andava nella miniera, abbandonata, prelevava un sacco di terra, roccia, quello che c'era, lo portava a casa, davanti a casa, adesso esattamente non so. In 29 anni lei ha fatto una collina con 200 tonnellate di rocce e terra. E sapete come l'hanno titolata? La collina dell'amore. I suoi eredi sono stati premiati perché si pensava che la leggenda metropolitana per la collina non l'avevano mai vista. In realtà ha trovato gli eredi e gli è stata consegnata una medaglia d'oro, mi ricordo. Questa è un po' la storia, diciamo, come avevo voluto farla io, delle donne. Chiaramente il libro è molto composito, perché la prima parte è dedicata proprio alla discriminazione di genere di cui voi donne avete sofferto da sempre e continuate a soffrire, perché voi donne fate carriera, facile per voi, basta che abbiate le gambe. Quando uno ha un piagnucolo e non sa fare la femminuccia, anche questa è una forma di discriminazione. Poi da noi in Italia le donne ne ammazzano una al giorno, ma non chi passa per la strada, l'ex compagno, il marito, il fidanzato, vicino a casa mia l'avrete sentito, non so il caso di quella ragazza di Vigo Novo che è stata assassinata, che l'ex fidanzato è scappato in Germania, è una storia che è andata avanti, ne ha parlato dappertutto, ammazzata a coltellate, a badillate. Cioè, quindi ho dedicato tutta questa storia raccontando come siete state trattate voi donne, quando anche non potevate neanche entrare a vedere le Olimpiadi, non partecipare, fino al 1926. Quando fino al 40 non potevate neanche andare in miniera a lavorare con i pantaloni. Quando Mussolini diceva che voi dovete mettervi le gonne perché sennò si abbassa l'eros del maschio e non si eccita più e voi non fate più figli. E dava un premio a chi aveva più di 18 figli. Di più di 18 figli, vi rendete conto? E c'era qualche coppia che aveva. La seconda parte l'ho dedicata ai problemi che hanno incontrato le donne italiane andando a lavorare in Belgio, con la nuova cultura, con le nuove abitazioni, con tutte queste cose. La terza l'ho dedicata a tutte le interviste, e le interviste le ho sistemate dal punto di vista linguistico, ma non ho cambiato una riga. Quindi in questo modo ho cercato. Sinceramente io credo che quello che ho scritto per le donne belghe sia valido, non per solo le donne belghe, le donne tedesche, le donne che sono andate in Germania dovevano nascondersi. I bambini dovevano, non so se lo sapete, non volevano i bambini e le donne se non lavoravano. Chi si portava i bambini li teneva nascosti, non andavano a scuola, non si potevano far vedere, non andavano mai fuori. Se li beccavano, li mettevano in orfanatrofio fino a che i genitori tornavano in Italia e non potevano andare a trovare. E lo stesso in Svizzera. Questa era la situazione. Quindi io dico, non era solo il Belgio, ma tutte le persone, soprattutto quelle come le vostre antenate, che non posso avere se siete di seconda o di terza generazione voi, immagino che siate di seconda. Però dico, queste donne partire, cosa vuol dire partire da un paesetto in mezzo ai campi dove hai la mamma, la sorella, il fratello, 2 amiche e andare in Argentina? Cioè provate a pensare cosa vuol dire imbarcarsi su una nave che ti mettono sui posti peggiori e fare una traversata. In Belgio almeno su 30-40 ore si arrivava, 50 ore al massimo, loro dicevano 18 sul manifesto. Immaginatevi voi cosa hanno sofferto queste persone. Voi sapete che in Limburgo si parla il fiammingo e molte donne dopo 20, 30, 40 anni che sono là non sanno ancora parlarlo.
sono chiusi in casa. La moglie di un cantante, voi Canzone Marina, la conoscete? Marina, 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 aveva mai sentito? L'autore, il cantante è ancora vivo. Io l'ho intervistato per sapere di sua mamma, che c'è anche un film Marina molto bello da vedere, dedicato a lui. E lui mi ha detto che sua mamma, quando è morta pochi anni fa, era lì dai 30 anni, non ha mai imparato il fiammingo. E sapeva dire solo buongiorno, buonasera. E tutto il resto traducevano i figli, andavano a prendere le cose dei figli o il marito. Se arrivava un belga dentro là, parlava con loro e loro le traducevano alla mamma. È vita quella. Adesso magari sono vedove, ce ne sono ancora. E un'associazione, i marchigiani nel mondo, che io stimo tantissimo perché mi hanno aiutato, come in questo modo mi state aiutando voi a divulgare queste robe, che mi hanno aiutato tantissimo, hanno fatto un corso, li aiutano a imparare, poi sono in case di riposo, non so come si chiamano da voi, case di riposo, e sono sole perché ormai il marito è morto, non hanno figli e non sanno neanche parlare. E l'Italia si è dimenticata. L'Italia si è dimenticata. Io non chiedo premi per me, mai chiesti. Non mi hanno dato mai una lira, io ho pagato sempre tutto di tasca mia. Tutto, 4 libri, 1200 pagine e costano soldi e non sono ricco, assolutamente, anzi, sono molto, molto giù di tono in questo momento. Però niente, e neanche la voglia di divulgare, perché adesso mi hanno chiamato al Senato. Però pensate, mi hanno chiamato al Senato, mi hanno fatto presentare questo libro e anche Carne da miniera, che è il più completo, che è stato definito in Italia quello più completo, al quinto posto tra i 10 libri degli ultimi anni, tra i libri migliori che parlano di catastrofi, di stragi di italiani. Però dalle istituzioni. No, ne hanno comprati 100 del primo quando hanno visto che avevano successo, 100 su 3-4 mila copie, con lo sconto 30, e altre 100 che non so neanche dove siano andate a finire del terzo, mi sembra, fino all'ultimo respiro. Nessun aiuto, niente. Come non danno forse aiuti neanche a voi. Il bello è che loro non si rendono conto che questo vale anche per voi soprattutto, che non si rendono conto che chi è andato all'estero ha mandato le rimesse in Italia, ma per la famiglia che rimaneva, per l'Italia quelli di casa. E l'Italia ha avuto il boom negli anni 60 e anche in mezzo a tutti gli immigranti che hanno mandato soldini a casa. Ci avete mai pensato? Penso che i primi che sono arrivati sicuramente hanno mandato dei soldini a casa, magari per la nonna, per la mamma, per chi era rimasto a casa. E non ho mai pensato che il boom degli anni 60, pensate che dopo Marcinelle, un deputato al Parlamento ha detto che siamo contenti perché quest'anno sono arrivato dal Belgio rimesse molto più alte degli anni prima. E un altro deputato, non mi ricordo di che partito, lo ha insultato perché ti permetti di parlare di soldi con i morti che abbiamo avuto e tu ti permetti dopo pochi mesi di mettere a parlare di soldi. Questa è la storia. Se già allora non ci pensavano, pensate che ci pensino adesso? Io ne avrei cose da dire, a me non basta un'ora, io ne avrei bisogno di 10 ore per Esatto. sviscerare e raccontare. No, Bene, perché no, sì, sì. Dimmi, qualche domanda? No, no, infatti sì, siamo ormai sulla prima ora per la presentazione del libro. Veramente, non so per gli altri, ma per me sì, chiacchierare, io rimarrei qua per ore perché sì, una tematica, No, ovviamente noi come no, italiani nel mondo ci poi si teniamo. annoia non posso. Non so se Marisè, Francesca, Sonia, Per- Maricla, Clara, Eso avete qualche domanda, qualche commento anche? Rimasti allibite un po', diciamo. non so come fare la domanda all'italiano, ma tenterò da farlo. Si vede l'ufficio di collocamento in una delle prime immagini, l'ufficio di collocamento. Questo ufficio era privato, si può pensare, o era statale? L'ufficio di collocamento, perché qui è stato molto
molto generalizzato questa funzione di collocamento pensando al processo immigratorio. Non so se mi faccio capire. Qui lo Stato ha avuto un ruolo di promozione, di promuovere l'immigrazione e di fare anche la collocazione dei migranti. Qui in Argentina lo Stato, fine del secolo XIX, è stato molto attivo con il processo migratorio. Non so se mi faccio capire, per piacere. Sì, sì, no, ho capito. Mentre, no, questo fa piacere perché almeno vuol dire che da parte dello Stato che vi ha accolto c'è stata una buona disponibilità. Mentre in Belgio era tutto diverso, perché in Belgio prima di partire si facevano un mucchio di visite, si voleva, come si chiama? Sì, il foglio penale, quello che è, molte visite, poi si andava tutti a raccolta a Milano. A Milano c'erano un'altra visite e controlli, polizia segreta che stava in mezzo per sentire. Quando si arrivava in Belgio, un'altra visita ancora per sicurezza, e non c'era nessuno, non c'era accoglienza, non c'era un ufficio di accoglienza, non esisteva, ti portavano con un camion nell'accampamento, dove dovevi restare, nel campo dove dovevi restare, e dopo 2 giorni ti mandavano giù in miniera. Non c'era nessuna informazione, non c'era nessuna cosa. Doveva essere il governo, però si è trovato subito in grande imbarazzo. Dove li mettiamo? Cioè non ha pensato che mancavano le case, quindi perché loro sono finiti là, ma non c'è stata nessuna organizzazione. Se voi avete avuto un ufficio che appunto per voi, come c'è adesso anche per gli extracomunitari in Italia, no, allora non c'era niente. Noi abbiamo referenti, no, abbiamo avuto anche referenti in Italia. L'Italia da subito ci ha abbandonati. Questo è un po' Qui sicuro. abbiamo l'hotel di immigrante e vicino all'hotel di migranti c'era l'ufficio di collocamento. Gli due erano statali. L'intervento dello Stato era molto attivo in promuovere l'immigrazione in Argentina, come si possono immaginare. Questo per una parte. E l'altra domanda va nel senso di pensare, dopo questa massacre, questa tragedia, ha significato qualche modifica nelle condizioni dei lavoratori? Si è pensato, penso in Italia e in Belgica. Allora, l'Italia, dopo questa disgrazia, ha subito sospeso il protocollo italo-belga, ha detto basta italiani in Belgio, ha detto subito. In realtà i belgi sono stati molto furbi, ha detto venite, sì, non so fate capire, venite pure col passaporto turistico, vi accogliamo lo stesso. Chi voleva però lo Stato ha bloccato. I belgi, Marcinelle è stato veramente lo spartiacque tra prima e dopo, perché prima perché la stampa italiana già dal 1953 ha cominciato a pubblicare e dare contro al governo, dare contro ai sindacati, dando contro a tutti, quindi avevano già iniziato. Poi, quando è successo questo, i belgi stessi si sono resi conti, qualcuno dopo, una grande professoressa famosa, mi sfugge il nome, che è molto dotata su questo italo-belga, ha scritto un articolo in francese intitolato "Sono venuti a morire a casa nostra con noi". E da là è cambiato le forme di razzismo. Io ho una foto bellissima che non ho potuto mandarvi per tempo, dove c'è un belga che porta del latte a una bambina nelle baracche, e proprio quella bambina io l'ho conosciuta a una presentazione dei miei libri, è venuta e mi ha detto io sono la bambina di questa foto. In Belgio, dopo Marcinella, hanno aiutato molto gli italiani, sia lo Stato, sia il governo, sia le offerte, sia la gente stessa, sia la Chiesa, le suore che hanno girato molto, non tanto per il fatto religioso, proprio per dare una mano, e i preti, la stessa cosa. Quindi, però, diciamo, invece l'Italia no, perché l'Italia non ha dato neanche la pensione alle vedove di Marcinelle, mentre il Belgio sì. Il Belgio sì, e poi quando hanno messo la silicosi nel 63 ha pagato molto molto bene i danni che avevano ricevuto le persone. Questo bisogna dire. Dopo è stato veramente lo spartiacque, però diciamo io sono arrivato al 73,
perché hanno detto 63 finisce l'immigrazione. No, non è che finisce quando lo dice lo Stato, finisce quando l'ultima persona torna indietro, dico io. Ne ho trovato altri 20 morti, poi sono successi ancora in diversi casi. Però diminuiti, perché pensa, nel 53 sono morti 102 uomini italiani, uno ogni 3 giorni. Uno in 3 giorni. Le miniere avevano riserva di casse a morto, e quando passava una settimana che non moriva nessuno, non solo italiani, morivano anche belgi, turchi, polacchi, che c'erano molti, mettevano fuori la bandiera, che loro la chiamavano la bandiera della securità, e dicevano, come dire, hai visto che bravi siamo noi, neanche un morto oggi, no? Questa era la situazione. Però bisogna dire che molte famiglie hanno considerato e sono contenti di essere rimasti in Belgio, perché molti italiani si sono emancipati, hanno fatto carriere, o addirittura un ministro, non so se sia addirittura il primo ministro, è un italiano. Quindi molte persone hanno detto l'Italia ci ha abbandonati, quindi è diventata una matrigna, la nostra madre adesso è qui e noi stiamo qua. Veniamo in Italia a trovarvi quando veniamo in ferie, veniamo a fare il giretto, però poi torniamo qua perché la nostra patria è questa. Quindi non sputiamo addosso tutti. Io parlo delle miniere del periodo più tragico, ecco, diciamo, più brutto. Così, questa è stata un po' la mia storia, ecco, la storia della mia famiglia. Ma poi ho Grazie, osservato. interessantissimo la vostra storia e il vostro libro, interessantissimo. Grazie mille per tutti. Io ho osservato che solo in Belgio le storie sono tutte uguali, cambia poco, ma le storie di noi emigranti, noi che siamo stati emigranti, siamo stati in giro per il mondo, girale, voltale come vuoi, alla fine sono un po' tutte similari, si somigliano tutte. Io quando ho visto delle cose facendo